Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti qui al Salotto al Lab. Facciamo un applauso sporadico, una cosa così per rompere il ghiaccio. Soprattutto per gli artisti che avremo questa sera, perché stasera torneranno a trovarci, perché siete già venuti, i G-Sharp Ensemble, quindi sentiremo, diciamo, musica molto raffinata. Verrà a trovarci una cantautrice folk molto interessante che arriva da quel ramo del lago di Como. Adesso forse esagero, però poi la presenteremo meglio. Comunque avremo qui tra poco Dorsale e facciamo un applauso anche. E adesso è già praticamente qui sul palco un cantautore che però anche, diciamo, ha preso il virus del teatro, e quindi si è preso questi due martiri, non so col vaccino come fai. Un cantautore diciamo che si ispira per certi versi anche a quello che è la grande tradizione del teatro canzone qui italiano, anche un mezzo mio paesano, ma insomma adesso basta dire sciocchezze, presentiamolo come si deve. Signore e signori, al salotto per la prima volta Alfredo Colella. Ciao a tutti. Oh, benvenuto Alfredo, welcome, come diciamo, una cosa un po' international perché siamo anche in streaming, capito? Non è che qua non solo Piazza Vittorio ma anche tutto il resto, e io so che diciamo le poche note che ho avuto a disposizione, mi sono preparato so che tu sei appunto appassionato di queste due cose, teatro e canzone, che esatto, stasera ci farai sentire delle canzoni, o meglio degli estratti da questo tuo spettacolo che ha il titolo anche di una canzone che era dei Per Jam, se non ricordo male, che è Alive, vero? È Alive, Adesso, esatto. però tu sei troppo giovane, non te ne ricordi più, no? Più o meno. Ti ringrazio, è un complimento, anche se ti mantieni meglio di me. Non sono tanto giovane. Vabbè, adesso non eravamo qua per stare a fare cose nella mica sono un carabiniere. Allora, però questa cosa dello spettacolo è vera. Tu stasera, come dire, devi presentarci dei bocconcini, devi farci venire un po' l'appetito, no? Esatto, ho preparato dei bocconcini un po' più, diciamo, comici, tratti Sì. dallo spettacolo, perché uno spettacolo, come è la tradizione del teatro canzone, appunto, no? Ha dei momenti decadenti e questi momenti, insomma, un po' più spiritosi che ho deciso di portare qui, così, insomma, alleggeriamo un po' la serata. Saranno anche un po' spinti, spero che abbiate un po' di senso dell'umorismo, perché si dice che i torinesi non hanno un gran senso dell'umorismo, è vero? Bene, bene, bene. A me piace provocare il pubblico. Perché tu quindi... diciamo che adesso sei, diciamo, diventato un gianduiotto anche tu, però partivi, diciamo, da una situazione più appoggiata sul tavoliere, perché Esatto. tu sei, diciamo, di origine barese. Sono barese, sono barese. Quindi, Sono eccoli lì, bene, bene. Neanche i baresi fanno un applauso così per Che poi, diciamolo, io lo so perché io sono mezzo foggiano, ho amici baresi. Tra baresi poi di solito non è che uno quando fuori parla sempre male di È quelli. vero, È vero. è vero. Oh, Poi c'è vabbè, l'odio calcistico tra baresi e leccesi, baresi e foggiani, però insomma... figurati. Ma non andiamo a sfruculiare, come si dice, proprio in gergo, e concentriamoci Come invece. tra i torinesi e la Juventus, no? Il Toro e la Juventus. Ma sì, ormai qua, guarda, si è perso anche questa cosa. Può succedere che un anno sei juventino, l'anno dopo diventi del Toro. Ormai, sai, è un po' come la politica. Ha perso un po' la bussola. Comunque, non andiamo, adesso non voglio farti, diciamo, andare fuori strada. Volevi subito tastare, come dire, il grado di umorismo dei torinesi. Esatto. Vediamo che succede. Anche il grado di alcolismo, però è presto, lo so che sono le 8, però vai tranquillo che... potete... No, state provvedendo. Ok, perfetto. Va bene, allora il primo brano che seguirò è un brano che rappresenta proprio il cantautore. Posso dire una cosa, mi fischia leggermente il microfono. Ok, ora va benissimo. Ma io sono qua apposta per fartelo fischiare, figurati. Però potrebbe anche fischiare il pubblico, a me fa piacere se il pubblico reagisce male. Dicevo, questa è proprio l'essenza del cantautore, cioè non fa una minchia tutto il giorno, questo è il cantautore, no? Che passa la sua giornata a cercare l'ispirazione, però in realtà è tipico degli esseri umani proprio rimandare sempre al giorno dopo, no? Rimando la dieta, cos'è oggi? È 30 settembre, ma cominciamo da ottobre, però ottobre, voglio dire, siamo arrivati alla fine dell'anno, quasi alla fine dell'anno, ricomincio da gennaio, quindi ho dedicato al mio solito rimandare tutto questo brano che si chiama Ricominciamo domani, è molto bellino, l'ho scritto io. Potete darmi anche un po' di mani se volete, se non state bevendo ovviamente. Un goccino di caffè ed una sigaretta, questa è la ricetta che può dare vita a una giornata perfetta, anche a un infarto. Ho tante cose da fare, ma preferisco aspettare che gli eventi mi piovano addosso,
che mi assegnino qualche missione. Meglio pensare di voler cambiare e diventare vecchio, vedendo scorrere un altro giorno. Ricominciamo domani, se più facile. 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 Una tazzurella e caffè e un'altra sigaretta. Questa è l'illusione che il mio tempo è poco e devo andare di fretta. Ma la virtù dei forti è saper stare calmi. Non ho grandi ambizioni, ma non sopporto stare tra i secondi. Meglio dormire e continuare a sognare. Guardare in faccia la realtà mi potrebbe far male, 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 male. Voi male, 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 male. Ripetete con me. Male, 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 male. Continua all'infinito finché non lo dite. Male, 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 male. Sentiamo. A tempo. Male, 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 male. Male, 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 male. Ricominciamo domani, se più facile. Ricominciamo domani, se più facile. Ricominciamo domani, vagherò sui divani molestando cuscini, se più facile. Ricominciamo domani, se più facile. Ricominciamo domani, se più facile. Ricominciamo domani, vagherò sui divani molestando cuscini, se più facile. Ricominciamo domani, no dal lunedì. 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 Grazie. Addirittura. Ma e quindi praticamente l'hai fatto apposta, ho capitato proprio perché ricominciamo da domani, non da lunedì, era proprio giusto anche il giorno. È perfetto. Esatto. Esatto. Allora, questa era una coincidenza. Però ora è già lunedì, cioè siamo già quasi a martedì, quindi dobbiamo slittare la settimana prossima. Va bene, esatto, prendiamocela comoda, non fosse Prendiamocela mai, non fosse mai. Faccio un sorsino di Negroni, posso? Ma prego, ci mancherebbe, questa è una anche rivendita, come dire, di beverage, quindi noi qui al Lab volentieri. Salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano in streaming, magari qualcuno anche da giù, visto che c'è la possibilità. Ciao Terroni, posso saluta dire, saluto i miei amici Terroni, ma anche insomma da tutto il resto d'Italia, dai, tanto siamo uniti da più di 100 anni, insomma, qualcuno non se n'è accorto, però lo siamo, volenti o nolenti, sai, come certe coppie che dici ormai tanto, siamo qua, siamo inguagliati, non è che dobbiamo far finta di niente. Allora, questo è una maniera anche così di sopravvivere al logorio dei tempi moderni, se non ho capito male, il tuo live, un grido un po' per districarti tra i vari sbattimenti. Sì, allora io l'ho chiamato Alive perché sostanzialmente poi sono racconti di vita quotidiani, no? Parlano un po' dello scontro quotidiano tra un cazzone comune come me rispetto all'enormità, diciamo, dei tempi moderni. E poi l'ho chiamato Alive anche perché per me è una prova di sopravvivenza, visto che insomma sono da solo con la loop, faccio un po' di cose, quindi dopo tanti anni di band ho deciso di isolarmi, però è una fatica immane. Dopo uno sport di squadra, uno sport diciamo, fatto scherma, vabbè. Buono, anche è buono, sono dimensioni diverse, ma sempre di musica si tratta. Esatto. Allora, adesso procediamo con questi bocconcini che tu ci hai preparato mentre stanno allestendo anche dietro l'ospitalità là, quindi, scusate, diciamo, signor, io me ne vado allora. No, vai avanti che non è ancora arrivata, diciamo, il piatto forte, quindi dobbiamo no, scherzo. Con che cosa ci fai continuare, diciamo, in questo tuo sorta di antologia di Alive? Allora, all'interno di questo spettacolo ci sono anche alcuni brani che ho rielaborato. Tipo il prossimo brano è un brano di Sfera Ebbasta. Ti piace Sfera Ebbasta? Sì, ok, a lui piace, no. Però non mi sembri tanto convinto fa sto cazzo di tizio che canta Sfera Ebbasta. No, in realtà è un pezzo del Quartetto Cetra. Conoscete il Quartetto Cetra? O no? Non siete convinti? O no? Perfetto, è un brano del Quartetto Cetra che ho rifatto un po' con la loop. Un giorno stavo cazzeggiando con la loop, mi è piaciuta questa idea, l'ho dedicato a me stesso questo brano, infatti si chiama Crapa Pelada, appunto,
perché un tempo ero un cappellone pure io, anche se avevo un'attaccatura di capelli da qua, però ho fatto il cappellone, ho fatto il rocchettaro, poi ho deciso insomma di avere dignità e rasarmi i capelli. Però e mi sono dedicato a questo brano meraviglioso del Quartetto Cetra. Posso, maestro? Prego, ci mancherebbe, Alfredo. A voi, miei signori, io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare. Son già 7 mesi che vedo cadere dal capo i capelli pian pian. Ormai son pelato, deluso e avvilito, non so quali cure adottare. Ma senti cosa dice quel povero infelice. Non ti lamentare, ma prova a cantare con noi questa canzone. Scusatemi ragazzi che sono un cane con la lupa, non vedo una minchia. Vai, fatemi un applauso, dai. Datemi le mani. Dai, datemi ste mani, oh! Le sento deboli! Grappa pelata la fatturtei che ne minga i suoi fratelli. I suoi fratelli fanno la frittata che ne minga grappa pelata. Grappa pelata la fatturtei che ne minga i suoi fratelli. I suoi fratelli fanno la frittata che ne minga grappa pelata. Grappa pelata la fatturtei che ne minga i suoi fratelli. I suoi fratelli fanno la frittata che ne minga grappa pelata. Grappa pelata la fatturtei che ne minga i suoi fratelli. I suoi fratelli fanno la frittata che ne minga grappa pelata. Grappa pelata la fatturtei che ne minga i suoi fratelli. I suoi fratelli fanno la frittata che ne minga grappa pelata. Grappa pelata la fatturtei che ne minga i suoi fratelli. I suoi fratelli fanno la frittata che ne minga grappa pelata. Grappa pelata la fatturtei che ne minga i suoi fratelli. I suoi fratelli fanno la frittata che ne minga grappa pelata. Crapa pela, 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 crapa pela. E la canzone ti fa dimenticar, sognar ciò che mi rattrista il cuore, sospirar mi fa. Chi lo sa se potrò ritrovare la folta chioma. Prova, tenta ancora. Ho provato e riprovato la chinina di rigore, ho provato e riprovato ma la testa corpelata. Coraggio amico, non ti disperar. Con la cubo micilina, coperute e petrolina, ho provato e riprovato ma io sono corpelato. Non so con me perché, chissà perché. La pelata la fatturtei che ne minga i suoi fratelli. I suoi fratelli fanno la frittata che ne minga crapa pelata. Grappa pelata la fatturtei che ne minga i suoi fratelli. I suoi fratelli fanno la frittata che ne minga crapa pelata. Grappa pelata la fatturtei che ne minga i suoi fratelli. I suoi fratelli fanno la frittata che ne minga crapa pelata. Grappa pelata la fatturtei che ne minga i suoi fratelli. I suoi fratelli fanno la frittata che ne minga crapa pelata. Grappa pelata con la parrucca forse potrai guarir. Grappa pelata con la parrucca forse potrai guarir.
Grappa pelata la fai turtei che ne da minga i suoi fratelli fanno la frittata che ne da minga grappa pelata la fai turtei che ne da minga i suoi fratelli fanno la frittata che ne da minga grappa pelata la fai turtei che ne da minga i suoi fratelli fanno la frittata che ne da minga grappa pelata la fai turtei che ne da minga i suoi fratelli fanno la frittata che ne da minga grappa pelata. Grazie. Alfredo Colella con questo estratto da Alive, questo spettacolo che stai portando in giro o lo stai finendo? Com'è? Stiamo facendo da cavi qui noi oppure... Cioè... Beh, fate sempre da Facciamo cavie, un po' cioè, da il pubblico cavie. è sempre A noi cavie. ci È piace. un lavoro poi un work in progress, alla fine posso metterci quello che voglio, no? Cioè. Chi se ne frega, se c'è qualche brano nuovo lo È chiaro. inserisco. È chiaro, diciamo è una scaletta ancora aperta, la stai Esatto. componendo. Qua ti sei lanciato anche con delle situazioni tecnologiche, non da poco, e adesso non so se per il prossimo brano riprendi una situazione invece con la chitarra più da cantautore classico o continuiamo così con il rap? Metà. Bellissimo. Allora, è una canzone, la prossima... Adesso voglio essere serio, se me lo permettete. E voglio parlare di un male che affligge milioni di persone nel mondo dopo i 30 anni, donne in gravidanza, obesi, persone che amano la vita sedentaria. Sto parlando della limbosciatalgia. Voi avete mai avuto la limbosciatalgia? Quanti anni avete? Ah beh, siete giovani. Vabbè, insomma, allo scoccare dei 30 anni, io ero sul palco, sempre cappellone con l'attaccatura fino a qua, e dopo 2 ore di concerto scesi dal palco e proprio si avviò un dolore dalla schiena fin sotto i piedi. Io praticamente ho fatto il coglione per 10 anni, mi credevo Mick Jagger, però senza fare l'esercizio di Mick Jagger, quindi praticamente facevo vita sedentaria tutti i giorni, poi andavo sul palco e quindi a 30 anni il mio corpo ha detto basta. E poi, insomma, me la porto, ci convivo. Ho capito negli anni cos'è, insomma, qual è la cura per la sciatica, ed è liberarsi di tutti. Basta. Spegnete Facebook, via televisione, affanculo Salvini, il mondo sta andando in malora, l'ambiente, sì, non ve ne è fregato una minchia. Ok, e niente problemi di sciatica. Se volete arrivare a 30 anni così, dimenticatevi di tutto, ok? Io tra l'altro sono pure il fondatore di un'associazione che si chiama Urliamo tutti insieme appassionatamente, perché la sciatica, ragazzi, è veramente terribile. Il signore l'ha avuta, mai avuto la sciatica? No, non voglio dire che lei è anziano, perché insomma, vedevo una certa, diciamo... Hai mai avuto una sciatica, Mau? Io sapevo che c'era la Gibò, quella vecchia cintura lì, ti metti la Gibò e la sciatica per un po' te la dimentichi, però evidentemente tu hai trovato dei rimedi come dire anche più diciamo sostanziali, perché fanno che proprio evitare il problema psicologico. Esatto. Vabbè. Adesso noi eravamo rimasti fermi alla Gibò e invece tu ci dai qualcosa in più. Esatto, e poi ho scritto una canzone ovviamente perché tutti i cantautori parlano delle loro sofferenze. Questa è una sofferenza da sfigato, ovviamente, non è che tu immaginate, io sognavo di diventare una grande rockstar, poi qualcuno si ricorderà di me, quello che canta la canzone sulla limbosciatalgia. So cose, signori. E quindi questa canzone è meravigliosa, perché l'ho scritta io. Dai, fatemi un applauso. Bravi, mi piace. L'ho chiamata appunto limbosciatalgia. Oh, grande Michelangelo, sei arrivato sul pezzo forte. La lombosciatalgia è la dimostrazione che non ho 20 anni più, non ho 20 anni più. La lombosciatalgia è la risposta del mio corpo alle cazzate che commetto. Per le situazioni sbagliate, le persone che dalla vita vanno eliminate, alle situazioni incagliate nei difetti degli altri che sono peggio dei dolori e sono un colpo della storica e ti mettono a rogo, 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 e ti mettono a rogo. La lombosciatalgia è la dimostrazione che a volte è meglio stare soli e prendersi poco sul serio.
La lombosciatalgia mentale è il blocco di ogni incauto desiderio. Per le situazioni sbagliate, le persone che dalla vita vanno eliminate. Alle situazioni incagliate nei difetti degli altri che sono peggio dei dolori, sono un colpo della strega. E ti mettono a rogo, e ti mettono a rogo, e ti mettono a rogo. E ti mettono a rogo, e ti mettono a rogo, e ti mettono a rogo. Ai, dammi un antinfiammatorio, dammi un antinfiammatorio. Dammi un antinfiammatorio per proteggermi da quell'insana frustrazione che appartiene alle persone, quell'insana frustrazione che appartiene alle persone, dalla limbosciatalgia, dalla limbosciatalgia, dalla limbosciatalgia, dalla limbosciatalgia. Limbo, 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 limbo. Limbo, 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 sciatalgia. Limbo, 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 sciatalgia. Che coglione. La limbosciatalgia è la dimostrazione che non ho 20 anni, non ho 20 anni. La limbosciatalgia è la protesta del mio corpo a tutto quello che c'ho intorno. Alle situazioni sbagliate, alle persone che dalla vita vanno eliminate, alle situazioni incagliate nei difetti degli altri che sono peggio dei dolori e sono un colpo della strega. E ti mettono a rogo, 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 e ti mettono a rogo.
Dammi un antinfiammatorio, dammi un antinfiammatorio, dammi un antinfiammatorio per proteggermi da quell'insana frustrazione che appartiene alle persone, quell'insana frustrazione che appartiene alle persone, dalla limbosciatalgia, dalla limbosciatalgia, dalla limbosciatalgia, dalla limbosciatalgia. Dammi un antinfiammatorio per proteggermi da me. Alfredo Colela, hai trasformato, diciamo, Piazza Vittoria in una spiaggia a un certo punto con questa gara di limbo, è comunque un risultato eccezionale. Come il papete. Vabbè, adesso lasciamo perdere quante ce n'è. Allora, senti, siamo arrivati alla fine di questa tua, diciamo, introduzione a quello che è questo tuo spettacolo live. Per seguirti, per rimanere così in contatto, c'è la pagina Facebook. Come? Pagina Facebook, Instagram, troverete Tutte la le mia cose. faccia brutta, insomma, se vi ricordate questa faccia senza cappello, questa faccia qui, sto così. Ok? Quello sono io. Alfredo Colela. Allora, con che cosa, diciamo, qual è il dolce, diciamo? Qual è il Allora, dessert concludo con finale? due brani che sono sempre, diciamo, fanno sempre breccia nel cuore degli spettatori. Il primo brano, e saranno attaccati ovviamente, il primo brano lo dedico alla mamma, perché la mamma è importante, perché di mamma ce n'è sempre una sola, però sui siti porno ce ne sono tante! Datemi le mani! Le categorie del porno danno senso a questo inverno in cui sono solo, in cui sono solo. Le categorie del porno danno lustro a questo inferno da cui non spicco il volo, da cui non spicco il volo. Ci trovo la teenager, ci trovo la nonna, il padre depravato che palpeggia la figlia, ci trovo Peter Griffin con un pene da stallone. Ci trovo babysitter, ci trovo cosplayer, le dame di corte con sovrane consorte. Ma io che cerco affetto e comprensione mi coccolo cliccando sul link dove c'è scritto MILF, 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 dove c'è scritto MILF, 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 MILF. Preferisco le MILF, le categorie del porno ce li abbiamo sempre intorno, in un colpo solo, in un colpo solo. Basta collegarsi a un social network tutto il giorno e trovi un mondo straordinario di un porno leggendario. Ci trovi chi ha bisogno di attenzione costante, ci trovi il complottista, l'antivaccinista, chi scrive ma non sa una mazza di fisica quantistica. Ci trovi un aforisma di Cesare Pavese allegato ad una foto con un décolleté disteso al sole. Se vado al mare bevo birra col limone e non mi cago le persone. Ho sempre voglia di chattare e contattare le signore. Io amo tanto le MILF, 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 MILF. Amo tanto le MILF, 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 MILF. Preferisco le MILF. Poi sentiamo. Vai. Yeah. Ripetete con me. MILF. MILF. Allora con le mani così. Viva la mamma! Un po' infoiata sulla cinquantina, ma più giovanile della sua bambina. Forse per colpa d'Era, forse per colpa d'Era, forse per colpa d'Era, forse per colpa d'Era,
forse per colpa del ra ra ra, forse per colpa del ra ra ra, forse per colpa del ra ra ra, forse per colpa del 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 ra. What a wonderful E con questa vi saluto, ringrazio Mao per avermi sopportato. Ti sei pentito di avermi ospitato? No. Dovevamo parlare di orecchiette, di burrate, di ricotte. Vabbè, parleremo di risotti stasera. Parleremo di risotti. Diciamo, anzi, come dire, gustiamo questo risotto che ci offre il Lab. Anche i G Sharp e Stamp, venite a mangiare, che poi dopo dovete suonare. Io lo dico sfruttando così la basetta che lui mi fa, che sennò si mangiano tutti gli altri. A te tocca dopo. Io adesso non so dove siamo, ma me ne vado. Siamo alla fine. Ringrazio il Lab per avermi ospitato, ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi lascio con questo brano che non è affatto da ridere, però è una ninna nanna che vi ricorderete questa notte perché non c'è proprio un cazzo da ridere. Ninna nanna ninna oh, questo pupo a chi lo do? Se lo do al nostro stato me lo trovo disoccupato, ma la mamma ha combinato un gran pastrocchio ed ha sbagliato. Questo stato l'ha votato, scelto senza aver pensato. Ninna nanna ninna oh, il mio pupetto a chi lo do? Se lo do alla malavita mi ritorna senza vita, con il cuore perforato per chi non hai rispettato. Quando ritardai a pagarli un topo morto mi han donato. Ninna nanna ninna oh, il mio angioletto a chi lo do? Se lo do alla società chissà che fine farà. Forse ti verrà viziato, inebetito, alcolizzato, ti verrà ignorante, senza sentimenti e vuoto, con lo smartphone sempre in mano perderà l'istinto umano. Ninna nanna ninna oh, l'aborto è il dono che ti fo. Che futuro ha il fato, in serbo vivrai da padrone o morrai da servo. Il mio augurio più sincero è che ti prenda l'uomo nero. Di sicuro sei al sicuro se ti prende l'uomo nero. Alfredo Colella, grazie mille, thank you very much. Adesso ti puoi riposare un attimo, anche tu mangiarti le nostre cose. Adesso